Massimo Abate, al capitano del Napoli Futsal Fernando Caragino con il numero 6, non è arrivato qui a casa ad Avellino, facciamo un grandissimo applauso tutti insieme. Il capitano Massimo Abate consegna la maglia al capitano del Napoli come prima. Una bellissima maglia giallo blu, maglia classica, bellissima, un buon applauso, grazie a tutti. E ora l'informazione ufficiale per questa partita di campionato di Serie A Futsal tra Sandro Abate e Napoli Futsal. Il Napoli allenato da Fulvio Cremini, con il numero 2 Pellegrino, con il numero 6 Salogino, con il numero 7 Gianluca, con il numero 8 Guillermo, con il numero 9 Gianluca, con il numero 12 Don Bono, con il numero 15 Van der Saras, con il numero 19 Gabriel Tososi, con il numero 23 Baba, con il numero 24 Lucas Solo, con il numero 30 Giuseppe Chianese, con il numero 94 Andrea Gennaro, con il numero 99 Vincenzo Crisci. Arbitreranno la gara Simone Zampino Gadropoli, Emilio Romano di Nola, il cronometrista Raffaele Giorgone, il caporamale Flavia. E ora un grande applauso per la Marcola Sandro Abate, allenata da mister Diego Basile, con il numero 1 Raffaele Vicello. Fammi qui un attimo un po' a YouTube per vedere come va la diretta. Su YouTube. Su YouTube. Con il numero 10 il capitano Massimo Abate, con il numero 11 Guillermo Dario P, con il numero 12 Gianluca Parisi, con il numero 13 Miguel Penti, con il numero 14 Daniele Luzzo, con il numero 16 Antonio Di Russo, uniti insieme per vincere la nostra Sandro Abate. Comunicato antiviolenza e antidiscriminazione. La società informa i sostenitori delle squadre. La cover, ti piace? Buonasera a tutti e benvenuti al Pala del Mauro di Avellino per il big match tra Sandro Abate Avellino e Napoli Futsal. Derby campano quest'oggi, quindi fra Sandro Abate Avellino e Napoli Futsal, 24esima giornata. La Sandro Abate per mantenere l'ottava piazza, il Napoli per migliorare il piazzamento in classifica, in questo momento terzo a quota 47, a 2 punti dalla capolista Meta Catania. La Sandro Abate che ha invece un vantaggio di ben 7 punti sul Petrarca che è nono e quindi proverà a tenere questo vantaggio per conquistare. Foto di rito per le due squadre. Sandro Abate in maglia classica bianco-verde, maglia granata e blu per il Napoli Futsal. Quindi buonasera a tutti e benvenuti al Pala del Mauro di Avellino per questa 24esima giornata del campionato Futsal Serie A. Sandro Abate Avellino contro Napoli Futsal in un derby campano, tutto da vivere questa sera qui ad Avellino.
Palleggia come sempre Gianluca Parisi in mezzo al campo per provare il pallone. Ricordiamo, trasferta vietata ai residenti in provincia di Napoli, quindi sono venuti a vedere la partita solamente i tifosi della Sandro Abate. Palazzetto che si sta riempendo. Vediamo, big match quindi fra queste due grandi squadre che hanno dato battaglia anche in Coppa Italia. Il Napoli è uscito con la Feldieboli, mentre il Sandro Abate è uscito con l'Eco City in un grande match. Entrambi rivendicano qualcosina in più. Tutto pronto, Ghi sul punto di battuta. Vediamo i quintetti iniziali con tanta roba per il Napoli. Vediamo, tutto pronto, segno della croce per Ghi, che subito batte per Alex. Abate intercetta Borruto, un altro grande giocatore internazionale. Borruto, Ghi col petto mantiene il possesso, il Toro. Vediamo ancora, trova un po' di spazio, bello buono subito, poi Pelezigno prova a servire Guillermao all'indietro verso Bolo. Borruto, inizia il palleggio il Napoli, su di lui Massimo Abate. Borruto prova a saltare Abate, il tiro, Parisi, e subito verso Ghi. Bolo recupera il possesso, vediamo Bolo, c'è una leggera spinta da parte di Ghi, rimessa laterale per il Napoli. Bolo sul punto di battuta. Napoli che viene da una sconfitta dopo oltre 20 partite da imbattuta. Vediamo qui Borruto. Bolo carica il sinistro, Parisi col piedone, poi Yuri Bellobuono, il portiere titolare della nazionale italiana. Sfida fra i due portieri che sono stati convocati nell'ultima con Samperi. Pelezigno ci mette la testa. Rimessa laterale per la Sandro Abate. Alex verso Massimo Abate. Kenji prova a saltare Pelezigno, ci mette la punta del piede, squalificato invece Gennaro Galletto, che è in tribuna VIP per seguire il match. Ovviamente partita importante anche per il Napoli per rimanere scia di Catania ed Eboli nelle prime piazze. Attenzione, attenzione, Kenji prova a girarsi, Kenji su di lui, Bolo recupera il possesso e poi serve Pelezigno. Attenzione, Pelezigno solo davanti a Parisi. Pelezigno porta in vantaggio il Napoli 1-0 subito dopo 1 minuto e 20. Il Napoli Futsal passa in vantaggio qui al Del Mauro. Rivediamo l'azione, qui recupera il possesso su Kenji. Bolo che serve un gran pallone per Pelezigno, che praticamente è solo davanti a Parisi. Buca, il portiere della nazionale. Ghi ancora verso Kenji, riprova a ripartire la Sandro Abate. Kenji su Pelezigno, bello buono, e poi ancora bello buono con copertura di Pelezigno. Subito il Napoli fa capire che vuol vincere il match. Guillermao, Bolo, Pelezigno, giro palla del Napoli con Abate e Kenji che provano a fermare. Bolo, Borruto, ancora Borruto, finta, Bolo, serve Guillermao, Bolo sulla corsa, il tiro, la deviazione di Alex. Calcio d'angolo, preme sull'acceleratore il Napoli, si difende la Sandro Abate. Attenzione, qui prova il tiro al volo Borruto, il suo classico colpo. In panchina quest'oggi non c'è mister Colini, ma c'è appunto il secondo allenatore del Napoli, Nicola Ferri. Vediamo, Abate, Pelezigno anticipa Ghi, mentre mister Piero Basile sulla panchina della Sandro Abate. Guillermao, vediamo, Guillermao prova a superare Abate, per un attimo ci riesce, poi si salva la Sandro Abate. Kenji, Alex pressato da Bolo, ancora Kenji, balla sul pallone come sempre Kenji. Pelezigno, primi 3 minuti straordinari per il numero 2 del Napoli, che ha trovato il gol dell'1-0 subito, ha sbloccato la partita.
Vediamo Kenji, prova a servire Ghi, ancora Pelezigno, supera Kenji, poi il pallone è lungo, non c'è nessuno, Parisi, Ghi aggancia il giocatore della Sandro Abate, Guillermao su di lui, poi Borruto in velocità, attenzione Borruto verso Bolo, carica il sinistro, deviazione probabilmente di Parisi, corner per il Napoli. Dentro De Luca esce Guillermao. Vediamo Bolo. Serve De Luca. Sbaglia De Luca. Attenzione Ghi. Ghi prova il contropiede. Ghi prova il tiro. Yuri Bello buono. Col piedone. Il portiere della nazionale. Rimessa laterale. La Sandro Abate prova a rispondere in contropiede. Piccolo errore di De Luca. Vediamo Alex. Serve Massimo Abate, prova il tiro, c'è Kenji che intercetta proprio il tiro del capitano. Kenji, Abate, Pelezigno su di lui, Abate pressato, perde il pallone, poi perde il pallone anche De Luca, recupera Alex, prova a farsi vedere la Sandro Abate. Kenji, Alex, su di lui De Luca, Kenji, Borruto lo chiude bene, ancora Kenji, prova il sinistro, chiude Borruto. Ancora Kenji. Serve Abate. Ghi, attenzione al volo! Sfiora la porta Ghi, che in queste giornate si sta caricando la squadra sulle spalle. Dentro Gabriel Pina e Antonio Di Luccio. Primi cambi anche per mister Piero Basile. Bolo. Di Luccio su di lui. 16 minuti alla fine del primo tempo. Sandro Abate che dopo il colpo ricevuto sembra leggermente rientrata in gara. Vediamo nel corso della partita. Rimessa laterale in favore proprio della squadra di casa. Si posiziona bene la squadra ospite. Vediamo Di Luccio. Prova a servire Ghi, Bolo intercetta, forse un colpo ricevuto da Ghi che va a scusarsi con Bolo. Primo fallo del match lo commette la Sandro Abate. Bolo. Ancora Yuri Bello buono, all'indietro intercetta Di Luccio. Vediamo, rimessa laterale intanto per il Napoli. Dentro Bavà. Esce Pelezigno. Bolo. Prova a servire subito De Luca. Intercetta Gabriel Pina. Vediamo, Bavà sul punto di battuta. Entrato proprio al posto di Pelezigno, autore del gol dell'1-0. Bavà. Appoggia per Bolo. Calcia. Pallone alto. Dentro anche Salas, esce Borruto. Tanta qualità la rosa del Napoli. Parisi, tante rotazioni. Di Luccio intercetta Vavà. Rimessa laterale. 15:24 alla fine del primo tempo. Mister Piero Basile sta rotando un pochettino i giocatori. Dentro anche il capitano Perugino al posto di Bolo. Vediamo ancora Gabriel Pina, prova a servire Vincenzo Botta. Yuri Bello buono blocca. Prova a servire subito il compagno di squadra Salas, poi Perugino ha provato il tiro, Parisi e poi spazza Botta. Un po' di spinte tra Di Luccio e Salas. Vediamo ancora Yuri Bello buono. De Luca. Va. De Luca scambia con Salas, poi Gabriel Pina vuole la rimessa laterale, la ottiene perché c'è la deviazione proprio di Salas. Quindi possesso per la Sandro Abate. Gabriel Pina. Di Luccio che si prepara sulla sinistra, Alex in mezzo, Botta all'indietro. Si posiziona il Napoli. Gabriel Pina.
la butta in mezzo, Yuri Bellobuono si arrampica sul pallone, vediamo, prova a servire subito Vavà, non riesce a tenere il possesso palla il numero 23 del Napoli. Parisi ancora lungo verso Botta, ancora Vavà di testa, poi De Luca non riesce a tenere in campo la palla, rimessa laterale per la Sandro Abate che prova a rifiatare, prova a farsi vedere in avanti. Gabriel Pina, serve Botta, prova a attaccare verso Gabriel Pina, Botta, Alex, Gabriel Pina, Alex, scambia la Sandro Abate, Botta, Gabriel Pina, Alex all'indietro verso Di Luccio, Gabriel Pina, serve Di Luccio e poi Alex, grande azione della Sandro Abate, Alex, Yuri Bellobuono e poi Botta e ancora Yuri Bellobuono, grandissime parate del portiere del Napoli. Vediamo ora Pina, Salas intercetta, poi Alex, Perugino su di lui, Alex prova a girarsi, ancora Salas, Gabriel Pina, partita bellissima ora, attenzione Pina per un attimo, poi Bellobuono subito serve Vavà, aggancia alla grande Vavà, botta su di lui, lo ferma, fischia il fallo l'arbitro, secondo fallo per la Sandro Abate, fallo dal limite, rivediamo. Tanto tanti cambi ora per il Napoli che quindi fa rifiatare, rivediamo qui Alex, gran pallone di Luccio, Alex il tiro, Yuri Bellobuono, che parata qui e poi Botta con i piedi, ancora Yuri Bellobuono, dimostra di aver meritato il posto in nazionale come post Mammarella. Vediamo il Napoli sul punto di battuta, Bolo, serve Guillermao, Botta, Borruto, Bolo, Borruto il tiro con gli occhi Parisi, poi prova a servire Alex, pallone che esce, rimessa dal fondo, intanto rientra Vavà, rientra anche De Luca, quindi aveva sostituito per quell'azione mister a questo punto Ferri per quest'oggi. Tanto Yuri Bellobuono dice qualcosa alla panchina, dice non cambiare quando l'azione è in corso. 13:42 alla fine del primo tempo, intanto si sistema la porta sulla nostra destra, la rete, attimi di sospensione in questo momento, dovrebbe essere a posto. Bellobuono, serve Vavà, il pallone però è già uscito, rimessa laterale per la Sandro Abate. Parisi prova a servire Alex, intercetta Vavà, poi Parisi verso Botta di testa Di Luccio, Alex prova a servire Botta, per un attimo la Sandro Abate ha provato il contropiede, poi Parisi subito con lo scavetto, poi Gabriel Pina prova il tiro, c'è la deviazione, la Sandro Abate ci prova, non molla la squadra di Avellino. Gabriel Pina, poi Alex prova a girarsi, pallone alto, Bellobuono, Salas, ferma il gioco l'arbitro, c'è un altro pallone in campo, 2 falli per la Sandro Abate, 0 per il Napoli, 1-0 per il Napoli, il gol di Pelezigno per ora decide il match, il derby della Campania.
Salas, De Luca, ancora lui, Salas, Perugino, Guillermao col petto, Gabriel Pina lo ferma, Alex all'indietro verso Di Luccio, prova a salire Di Luccio, serve Gabriel Pina, Pina, prova il tiro, era una sorta di tiro cross per Di Luccio, intanto Salas si lamenta per un colpo ricevuto da Di Luccio, l'arbitro non ravvisa il fallo, rientra Borruto, protagonista con l'Argentina, vediamo, bello buono, prova a servire Guillermao, anticipa Parisi, poi Alex, vediamo ancora lui, fa salire la squadra, Gabriel Pina, Borruto su di lui, botta, l'arbitro fischia qualcosa e richiama Di Luccio, fallo, è ammonito Antonio Di Luccio. Forse un piccolo fallo, non ho capito bene dalla nostra postazione cosa sia successo. Comunque Perugino sul punto di battuta, terzo fallo per la Sandro Abate. Perugino, prova a servire Guillermao, stoppa la grande, non serve per Perugino sulla corsa, poi Borruto fermato per un attimo da Gabriel Pina, poi c'è un po' di spinta, rimessa laterale proprio per il Napoli, sì, dovrebbe essere per il Napoli, l'arbitro inizia a contare, vediamo, attenzione, Guillermao, poi Pina fermato da Borruto, Guillermao su di lui, Botta e Pina, recupera il possesso Botta, trattenuto, fischia il fallo, primo fallo anche per il Napoli, dentro Bolo, esce De Luca, protesta Parisi, voleva una munizione, un qualcosa forse, rientra Pelezigno, Gabriel Pina, botta, Alex, Bolo su di lui, botta, Gabriel Pina, salta Borruto, botta, Pina, Kenji, serve Alex, pallone direttamente fuori, blocca Yuri, bello buono, Guillermao, prova il tiro, Guillermao, il pallone esce, ma brividi per la Sandro Abate, grande squadra il Napoli, prova a difendersi la Sandro Abate, vediamo Alex, serve Gabriel Pina, Pelezigno su di lui, Borruto prova a recuperare il possesso, non ci riesce, Botta, anzi Kenji scusate, sul punto di battuta, Gabriel Pina, Kenji, ancora lui, Kenji, Pina, Alex si gira, perde il possesso, poi Gabriel Pina, attenzione, prova il tiro, Yuri bello buono con la manona, salva il risultato, corner, Vincenzo Botta se ne incarica, la butta in mezzo, Pina non ci arriva, mezza occasione per l'Avellino, rimessa laterale però è della Sandro Abate, Kenji, Pelezigno, Pina, Alex, Bolo, anzi va scusate, Kenji, ancora lui, Pina scambia con Kenji, Pelezigno su di lui, Kenji, c'è Alex, c'è un po' di spazio, Alex la butta in mezzo, salva tutto Bolo,
salva tutto Bolo, ci ha provato la Sandro Abate, vediamo Kenji, non si arrende la squadra di mister Piero Basile. Kenji, Alex prova a servire Kenji, Guillermao recupera il possesso, botta, Pina, Borruto recupera il possesso, poi lotta con Gabriel Pina, quarto fallo per la Sandro Abate. C'è un po' di screzio fra i due. Esce proprio Pina dentro Ghi. Borruto, Pelezigno, Borruto, Bolo, Guillermao, prova il tiro Guillermao, pallone che esce e dalla deviazione l'arbitro, protesta la Sandro Abate. Bolo, Guillermao, si salva la Sandro Abate con l'aiuto anche di Botta. Ghi, Kenji danza sul pallone, Guillermao, Ghi stoppa bene il pallone, su di lui Bolo, prova a servire Abate, Pelezigno, contropiede, Guillermao si ferma, scambia col Pelezigno, Guillermao, poi qui Borruto prova a prendere l'ascensore, non ci riesce, rimessa dal fondo per la Sandro Abate. C'è questo rilancio lungo, pallone che esce. Yuri Bello buono, Pelezigno, Borruto, serve Guillermao, Guillermao avanza, ancora Guillermao, azione solitaria, botta intercetta e salva la Sandro Abate. Intanto in tribuna anche mister Biancolino, allenatore dell'Avellino, primo in classifica in Serie C. Vediamo Guillermao, prova a servire Bolo, Kenji intercetta, poi botta, c'è un po' di spazio, Kenji non ci arriva sul pallone, si lamenta Ghi che voleva ricevere il pallone sulla sinistra, invece serve sulla destra Kenji che non arriva. Dentro Salas, esce Guillermao, Bolo, Salas, Bolo, Salas, pressione ora della Sandro Abate, Salas porta il pallone, Ghi in pressione, poi Bolo prova a servire Borruto, sbaglia tutto, piccola pressione della Sandro Abate, Napoli che si difende. Rimessa laterale, Bolo, Pelezigno, Bolo, Salas anticipa Alex all'indietro verso Borruto, Bolo atterrato, Bolo, fallo e quinto per la Sandro Abate, mancano 8 minuti e 35, quindi al prossimo fallo sarà tiro libero per la squadra ospite. De Luca, Bolo, Borruto, ancora verso De Luca, prova il tiro, Borruto, c'è la deviazione, ovviamente col fatto che il prossimo fallo sarà tiro libero, la Sandro Abate ha una piccola problematica perché manca ancora tanto per la fine del primo tempo. Vediamo, De Luca, serve Borruto, calcia Borruto, vicinissima alla porta, Parisi la segue col piedone. 1-0, ha segnato Pelezigno, Sandro Abate che rimane in partita, Borruto,
Salas, ancora Salas, serve Borruto, calcia Borruto, Abate intercetta, poi ancora Borruto, il tiro, varca la linea della porta praticamente, con Ghi che la lascia passare. Parisi, Abate, serve Ghi, Borruto, calcia addirittura Borruto, stoppa, blocca anzi Parisi, Ghi. Meno di 8 minuti alla fine del primo tempo. Alex, Ghi, ancora Ghi, calcia! Bello buono! Ancora lui, ci mette la pezza, rivediamo. Ghi prova la bomba, il tiro, bello buono, alza in corner. Abate, la butta in mezzo, bello buono, stoppa. Poi prova a servire Salas, intercetta Parisi. Poi Alex, Kenji, c'è un po' di spazio per la Sandro Abate. Kenji prova a servire Abate, intercetta De Luca e poi Alex chiama qualcuno, Alex Pina, spostato letteralmente da Salas. Alex, si guardano i due, Alex il tiro, c'è, non c'è corner per la squadra locale. Vediamo un po' di proteste, qualche colpo forse tra Salas e Alex. Vediamo Borruto, De Luca, Bolo, Borruto prova a servire Salas, non arriva. A breve dovrebbe arrivare il time out per la squadra locale. Eccolo qui, time out per mister Piero Basile. Noi ci fermiamo per qualche istante. Siamo pronti. Siamo pronti. Dopo il time out, mister Piero Basile che ha dato delle indicazioni per questa fase finale del primo tempo. 6 minuti e 50, 5 falli già per la Sandro Abate, quindi al prossimo rischia il tiro libero. Rimessa per la Sandro Abate Avellino. Vediamo un pochettino. Portiere di movimento. La solita mossa di mister Piero Basile che ha fatto impazzire le big fino a questo momento. Ghi, portiere di movimento. Vediamo Kenji, Alex, Gabriel Pina. Alex, Pina, si difende il Napoli. Alex, è lui il playmaker. Kenji, il tiro, il pallone che esce di poco. Attenzione, bello buono. Bolo, rientra Parisi in porta. Borruto, recupera Kenji, Di Luccio, Alex, ancora portiere di movimento con Ghi. Alex, prova la Sandro Abate. Pina, Kenji, Alex, Di Luccio, Alex, Pina, Di Luccio, possesso palla, Di Luccio, Kenji, qui sbaglia Kenji, rimessa laterale per il Napoli, rientra Parisi in porta. Da indicazioni mister Piero Basile, prova a inventarsi qualcosa. De Luca, Borruto,
Borruto prova le finte, Kenji su di lui, De Luca all'indietro verso Yuri Bellobuono, prova questo lancio, blocca Parisi che poi scappa per un attimo il pallone, poi Kenji, Salas saltato, Kenji serve Alex, Pina, Di Luccio, portiere di movimento di nuovo per la Sandro Abate, Ghi serve Alex, attenzione, Ghi, Kenji la pareggia, Michael Kenji, il portiere di movimento è ancora decisivo, esulta il Del Mauro, Michael Kenji. Rivediamo amici di Divisione Calcio a 5, Ghi, qui un po' di fortuna per la Sandro Abate e poi Kenji la butta dentro davanti a Yuri Bellobuono che non può nulla questa volta. 1-1, partita in equilibrio, mister Piero Basile che con la mossa del portiere di movimento mette in difficoltà qualsiasi squadra. Perugino, Bellobuono, Borruto non riesce a tenere il possesso palla, serie di cambi per il Napoli, ancora portiere di movimento per mister Piero Basile che dimostra di non aver paura delle big. Stavolta non è Ghi ma è Gabriel Pina il portiere. 5 minuti alla fine della prima frazione, 1-1 scusate, tra Sandro Abate e Napoli. Vediamo Pina, Alex, Pina, Alex, Di Luccio, Alex, Pina, Alex, Pina, Kenji, Alex, Kenji, Di Luccio, qui per un attimo intercetta Borruto, lascia scorrere Alex, da indicazioni di mister Piero Basile, Alex, Gabriel, Kenji, Pina, Alex, Kenji, Pina, Alex, Pina, prova a servire Di Luccio, pallone che esce, bella partita. Bolo, Guillermao, attenzione Guillermao, finta contro Botta e poi Guillermao il tiro, si divora letteralmente un gol. Guillermao davanti a Parisi, rivediamo qui grande giocata su Botta, si libera bene, il tiro fuori dai pali. 3 minuti e 45 alla fine del primo tempo, vediamo Ghi qui, la deviazione, sfiora la porta Ghi, Bolo verso Borruto, ancora Borruto, Bolo, va, Bolo, va, serve Guillermao, Bolo, Borruto, Bolo, Guillermao, Bolo, va, carica il destro e il pallone entra. Gol però annullato perché il pallone era uscito. Si salva la Sandro Abate. Parisi non era stato impeccabile in questa occasione. Intanto rivediamo qui il live. Non riusciamo a capire però dalle immagini che c'era praticamente la panchina davanti. Però l'arbitro stava lì. Vediamo Pina, portiere di movimento per l'Avellino. Alex, Pina, Alex, Pina, Di Luccio, Alex, Pina, Di Luccio, Alex, Pina,
Prova a servire Kenji, lo trova, stoppa bene Kenji su di lui. Va che commette fallo. Fa un piccolo volo praticamente Kenji. Sarà punizione da una bella zona per la Sandro Abate. 2 minuti e 18 alla fine del primo tempo, una bellissima partita. Kenji, Alex, Gabriel Pina. Recupera il possesso Borruto, Alex salva sulla linea, grandioso Alex su un grandissimo tiro di Borruto che ha calciato, ha visto che non c'era il portiere. Rivediamo, eccolo qui, il salvataggio di Alex, esulta anche mister Piero Basile, ma un grande intervento di Alex che si sostituisce praticamente a Parisi. Vediamo, corner, si asciuga il parquet. Va. Attenzione, serve Borruto, c'è la deviazione, poi Parisi salva tutto, poi Ghi, vediamo contropiede, Ghi prova a saltare Bolo, poi decide di tenere il possesso, ancora Borruto, recupera il possesso su Ghi, Borruto, Parisi, si accende la partita al Del Mauro, poi ancora Botta, qui atterrato da Guillermao, terzo fallo anche per il Napoli e portiere di movimento per gli uomini di mister Piero Basile. Ricordiamo che già ha esaurito i bonus la Sandro Abate, quindi non deve commettere fallo per non dare il tiro libero proprio alla squadra ospite. Riprendiamo, scusate. Alex e Kenji camminano sul pallone. Pina, Alex, Pina, Alex, allenatore anche in campo Alex, Kenji, Pina, 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Alex, Kenji, Pina, sale la Sandro Abate, Ghi, Alex, Di Luccio, Alex, Pina, Alex, Kenji, Alex, Kenji, Alex, 1 minuto alla fine del primo tempo. Kenji, Ghi, Alex, serve Di Luccio, Alex, Ghi, ancora Ghi, all'indietro verso Alex, pressione di De Luca, Kenji, vediamo se la Sandro Abate prova l'affondo in questi ultimi 30 secondi. Gabriel Pina, Alex, sbuffa Alex, Di Luccio, Alex, 20 secondi, Gabriel Pina, Alex, Kenji, fa scorrere la partita, il tempo anzi, la Sandro Abate, 6 secondi, vediamo se prova il tiro finale. Di Luccio, Alex, il tiro sullo scadere, il pallone che esce e finisce così il primo tempo. Sandro Abate 1, Napoli 1. A Pelezzigno risponde Michael Kenji. Ci vediamo fra poco per la ripresa.
Eccomi, ci sono. Statistica? Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Guillermao sul punto di battuta. Noi intanto ci posizioniamo nella nostra postazione. L'arbitro a colloquio con Ghi. 1-1, si riparte quindi dal risultato del primo tempo. Una partita molto bella, tirata, con mister Piero Basile che nella parte finale del primo tempo, mettendo il portiere di movimento, ha messo in difficoltà il Napoli, ha trovato il pareggio il gol dell'1-1. Siamo pronti, Guillermao sul punto di battuta, 20 minuti quindi alla fine della gara fra queste due grandi squadre, fra due grandi realtà del panorama Serie A nazionale. Vediamo intanto Perezzigno prova a servire Guillermao, anticipa Alex. Rimessa laterale, Guillermao prova il tiro, poi De Luca all'indietro verso Bello Buono, fa salire i suoi, Bello Buono, pressione di Kenji, Guillermao stoppa bene in area di rigore, Perezzigno anticipato da Kenji, poi prova a servire Abate, attenzione Abate, Bello Buono, qui anticipa, cade male ma sembra tutto ok per il portiere della nazionale italiana. Vediamo Perugino, De Luca, Perugino, Guillermao, ancora lui, Guillermao, il tiro, Parisi, e poi ancora Perugino, blocca Parisi, Kenji, Perezzigno su di lui, partita scoppiettante questo inizio di secondo tempo. Vediamo Kenji, Perezzigno su di lui, Gabriel Pina, prova a girarsi, qui Perugino, Pina, rimessa laterale per la Sandro Abate. Primo minuto del secondo tempo andato. Alex. Qui sbaglia Kenji, attenzione Guillermao, tacca per Perugino, ma c'era Kenji dietro di lui, si salva la Sandro Abate, poi Pina stoppa bene, all'indietro verso Kenji, fa salire la squadra il giocatore numero 13 della Sandro Abate, Pina, Alex, Abate, Kenji, ancora lui, serve Gabriel Pina, mantiene il possesso la Sandro Abate, Kenji, Guillermao su di lui, Pina, Kenji prova a salire, Guillermao con il corpo, poi Perezzigno serve Guillermao, il tiro e trova il 2-1. Passa in vantaggio il Napoli con Guillermao. Qui Parisi che poteva fare meglio su questo tiro, rivediamo dal replay della nostra regia. Qui perde il pallone a Sandro Abate, Guillermao, il tiro, Parisi non riesce a evitare il peggio. 2-1 per il Napoli. Passa in vantaggio quindi la squadra ospite con Guillermao, giocatore straordinario. Kenji, Pina commette fallo
Rimane a terra intanto Gabriel Pina, commette fallo Perugino, il capitano. Vediamo se è tutto ok per Gabriel Pina, che rimane a terra. Poi ammonito Alex per protesta, prova a difendere il compagno di squadra. L'arbitro vede esagerazione e ammonisce Alex. Vediamo, qualche secondo per rientrare. Si riparte. Alex, serve Kenji. Pelezzigno su di lui. Kenji, ancora Kenji, prova le finte col sinistro. Kenji all'indietro verso Pina. Guillermao su di lui. Pina prova a saltare Guillermao, trascina il pallone fuori, rimessa laterale proprio per la squadra ospite. Se ne incarica De Luca. Bello buono, prova a servire Guillermao. Parisi con i pugni, anticipa Guillermao. Vediamo, rimessa laterale per il Napoli, non c'è nessuno. Inizia a contare l'arbitro. Pelezzigno, Perugino, prova a servire Guillermao, intercetta la Sandro Abate. Pelezzigno, Perugino, De Luca. Rimessa laterale per la Sandro. Gabriel Pina. Abate. Pina. Perugino su di lui. Alex. Serve Parisi. Blocca Yuri bello buono, che prova a ripartire verso Guillermao, che di testa appoggia per De Luca, che arriva sulla palla. Abate su di lui. De Luca, Guillermao, prova la finta. Guillermao! Parisi salva questa volta Gianluca Parisi. Rivediamo l'azione di Guillermao. Dribbling e Parisi ci mette la mano. Corner per il Napoli, la butta in mezzo, anzi la butta fuori area. Qui Pelezzigno al volo, blocca Parisi. Gabriel Pina. Salas, poi De Luca recupera il possesso, poi non riesce Kenji a tenere il possesso palla, poi Salas. Ancora Salas, prova il tiro, ancora Parisi. Risponde presente il portiere della Sandro Abate, poi Pelezzigno. Perugino all'indietro verso Yuri bello buono. Avanza Yuri. De Luca. Qui si trascina il pallone fuori. Rientra Ghi dopo 3 minuti e mezzo dell'inizio del secondo tempo. Abate. Alex. Kenji. Ghi. Kenji. Riempie di finta Pelezzigno. Vediamo Ghi. Prova a girarsi. Perugino recupera il possesso. Contropiede del Napoli. Vediamo che Perugino fermato da Ghi. Poi c'è un po' di spinta. Poi un po' di scaramucce tra Ghi e Pelezzigno. Vediamo un po' di nervosismo in campo. Alex parla con l'arbitro. Alex, anzi Kenji per Alex. L'arbitro ferma il gioco però. Si riparte. Alex. Kenji. Alex. Pressato da Borruto. Ancora Alex, perde il possesso. Borruto. Va. Anzi Bolo, scusate. Prova a servire Salas.
che mantiene il possesso palla. Borruto, Pelezigno, Bolo, il tiro, Parisi e poi Ghi spazza. Soffre in questa fase la Sandro Abate. Rivediamo qui Bolo, il tiro, Parisi e poi Ghi spazza. Inizia a contare l'arbitro. Borruto all'indietro verso Bolo, Borruto, Salas fermato da Kenji che poi prova a far ripartire Ghi, pallone troppo lungo, rimessa laterale per la squadra ospite. Pelezigno, anzi Borruto, Bolo, Salas, Borruto, va, salta Kenji, poi trattenuto, va, Salas e poi salva Parisi e Alex difende. Ghi, occasione per il Napoli, attenzione qui, Ghi perde il pallone, Salas, il tiro di Bolo, salva ancora Parisi, rivediamo, Salas per Bolo, il tiro, Parisi che si riscatta dopo il piccolo errore sul gol. Tanto va in colloquio con l'arbitro. 15 minuti alla fine della gara, 2-1 per il Napoli. Vediamo, Bolo la butta in mezzo, va! Il pallone entra in maniera incredibile e fa 3-1 il Napoli, in maniera anche un po' fortunata. Il Napoli trova il 3-1. Andiamo a rivedere con la nostra regia. 3-1 per il Napoli, fortunata anche su questa occasione. Rivediamo, Bolo la butta in mezzo e va, forse con una piccola deviazione di Di Luccio trova il gol del 3-1, portiere di movimento per la Sandro Abate, a breve perché Kenji si sta vestendo di nero. Vediamo, Alex, Ghi, bello buono, anticipa Di Luccio, Bolo, Borruto, prova a salire Borruto, qui Parisi tiene il possesso palla. Ghi, Pina, Ghi prova a servire Di Luccio, non arriva sul pallone. Rimessa laterale. È dura per la Sandro Abate, il Napoli che gestisce il vantaggio. Qui intanto va a terra, bello buono, con la pressione di Di Luccio. C'è un po' di proteste per la panchina del Napoli. Dovrebbe essere portiere di movimento, infatti c'è Kenji, prova subito a 13 minuti e 50 dalla fine della gara. Alex, Pina, Alex, Ghi, serve Di Luccio che prova al volo a servire Gabriel Pina, rimessa laterale per il Napoli. Salas, punto Alex, poi Di Luccio, va, salta Di Luccio, va, la butta in mezzo, pallone troppo lungo per Van der Salas, pallone in rimessa laterale. Vediamo se rientra Kenji come portiere di movimento. Parisi intercetta Bolo, poi Salas, ancora Salas, entra in area di rigore, poi il tiro di Vavà, pallone direttamente fuori.
portieri di movimento, esce Parisi dentro Kenji. Alex, Gabriel Pina, Alex, Gabriel Pina, Kenji, prova il tiro, intercetta Vavà. Alex, Kenji, partita lunga ancora, può succedere di tutto. Ghi, Di Luccio, Alex, Kenji, Alex, Kenji, Di Luccio la butta in mezzo, bello buono con i piedi, ancora possesso per la Sandrabate. Basile vuole aumentare il ritmo. Alex, serve Gabriel Pina, salta De Luca, Gabriel Pina ancora bello buono, poi ci riprova Pina, rimessa dal fondo per il Napoli con Yuri bello buono, prova a servire qualcuno, pallone però che è direttamente fuori, se ne occupa Parisi che poi lascia il posto a Kenji. Alex, Gabriel Pina, Alex, Di Luccio, Pina, Alex. Questo turno infrasettimanale. Vediamo ancora Gabriel Pina, Alex, Di Luccio. Poi recupera il possesso il Napoli che con Vanvà sfiora il 4-1. Portiere di movimento ancora Di Luccio, prova a accelerare Pina, Ghi, spinto da Guillermao, poi recupera il possesso, rimessa laterale per la Sandro Abate. Ghi prova il tiro, Guillermao, non molla la Sandro Abate, il Napoli si difende, 11:27 alla fine della gara. Alex chiama qualche schema il numero 5 della Sandro Abate. Alex, Kenji, Alex, Ghi, intercetta poi Borruto, pallone però è fuori dallo specchio. Nel fine settimana intanto la Sandro Abate andrà a Treviso contro la Came, mentre il Napoli giocherà in casa con la Roma. Intanto qui un po' di scaramucce, rimessa laterale però per la Sandro Abate, dice l'arbitro. 10:59 alla fine della gara, ancora tutto in discussione, 3-1 per il Napoli, però la Sandro Abate già da qualche minuto col portiere di movimento. Vediamo se servirà a qualcosa. Attenzione, la porta è vuota. Alex anticipa il tiro di De Luca, dovrebbe essere. Attenzione Alex, Di Luccio, Alex, Di Luccio, Gabriel Pina, Alex, Ghi, Alex, Kenji, Alex, Ghi, Alex. Scambiano giocatori della Sandro Abate. Di Luccio, Alex, Kenji carica il sinistro, ancora bello buono, chiude lo specchio della porta. La Sandro Abate ci prova, sta lì. Kenji all'indietro verso Alex che ancora con pazienza prova a gestire la Sandro Abate. Ghi, anzi scusate, Pina, Alex, serve Kenji. Kenji, non c'è spazio, lo ferma va. Kenji, Alex, ancora Alex, c'è la pressione di De Luca. Pina, era libero Ghi. Alex, Kenji la butta in mezzo e trova l'autogol, incredibile, si riapre la gara con Kenji che la butta in mezzo. C'è la deviazione di Vavà che praticamente la butta dentro la sua porta e trova il gol del 3-2, accorcia le distanze la Sandro Abate Avellino.
che ci riprova. Guillermao, 9:30, 2-3. Guillermao non riesce a tenere il possesso palla, ancora portiere di movimento per la Sandro Abate, anzi no, c'è un po'... Sì, Basile dice di no al portiere di movimento per ora. Vediamo Kenji, Gabriel Pina, attenzione, perde il possesso Guillermao, traversa, occasione anche per il Napoli. Alex, un po' di confusione in questa fase, poi qui Kenji cade a terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Va, prova il tiro, pallone che esce e rimane a terra sia Kenji che va. Partita che si riaccende in maniera clamorosa. Rimane a terra va. Ammonito qualcuno della panchina della Sandro Abate. 2-3. Tutto riaperto. Rimane a terra va. Medicato. Occasionissima di Guillermao qualche secondo fa. Partita comunque aperta ancora, 9 minuti. Mister Piero Basile che sta riflettendo sul da farsi. Sta uscendo Vavà. Dentro De Luca. Punizione per il Napoli. Borruto sul pallone. Cristian Borruto. Vediamo. Borruto. Bolo, il tiro. Parisi in due tempi. Ghi. Prova a servire Pina. Guillermao anticipa. Poi De Luca. Guillermao, non si capiscono bene i due. Pallone però ancora in possesso con Cristian Borruto. All'indietro verso Bolo. Sbaglia Cristian Borruto. 8 minuti e 30 e time out per gli uomini di mister Piero Basile. Noi ci fermiamo per qualche istante. Rieccoci amici di Divisione Calcio a 5 per questo finale di gara. 8 minuti e 39 alla fine dell'incontro fra queste due grandi squadre. La Sandro Abate che comunque ha riaperto la partita con l'autogol di Vavà su una grande giocata di Michael Kenji, che praticamente ha fatto un gol e mezzo quest'oggi. Vediamo. Rimessa laterale ovviamente in favore della Sandro Abate. Vediamo se ci sarà il portiere di movimento. C'è il portiere di movimento e stavolta è Antonio Di Luccio. Ci prova subito mister Piero Basile. Kenji, Alex, ancora lui, Alex, salta Pelezigno, occasione per la Sandro Abate, dovrebbe aver deviato De Luca, c'era un po' di spazio per Alex. Rivediamo qui Alex, il tiro. C'è la direzione di Bolo, attenzione Pelezigno, intanto contropiede in live
Pellezzigno fermato da Gabriel Pina, non c'era Parisi in porta ma c'era Di Luccio, vediamo, lottano i due, Pina con Pellezzigno, Pina recupera il possesso il Napoli, quindi sarà rimessa laterale per la squadra ospite. Va Pellezzigno, Bolo, Pellezzigno, pressione di Kenji, portiere di movimento ancora per la Sandro Abate, altri due cambi. Pina, Alex, ancora Alex, c'è un po' di spazio, poi Bello Buono prova a rinviare subito, attenzione De Luca, non arriva sul pallone, qui forse un po' di fretta per Yuri Bello Buono, rimane il portiere di movimento in questo momento, 8 minuti alla fine della gara. Parisi, rinuncia ora il portiere di movimento mister Piero Basile, vediamo Ghi qui trattenuto da Bolo, Alex verso Di Luccio che rientra come portiere di movimento, attenzione Kenji, Bello Buono esce, corner per la Sandro Abate, Kenji, c'è Alex, con calma ora la Sandro Abate, si prende tutto il tempo con questa azione con il portiere di movimento, vediamo Kenji, Di Luccio, c'è un po' di spazio in mezzo, si salva con De Luca e poi Pellezzigno, vediamo Pellezzigno, il tiro e trova il gol del 4-2, Pellezzigno che ha visto la porta vuota e ci ha provato, e inquadra lo specchio della porta e trova il gol del 4-2, Pellezzigno, il Napoli quindi si rimette con 2 gol di vantaggio, rivediamo nel replay, ecco qui Kenji, Di Luccio qui intercetta Pellezzigno che calcia direttamente, il pallone va diretto in porta, 4-2, 7 minuti, ancora portiere di movimento per la Sandro Abate, Alex, Pina, Alex, Ghi, esce Yuri Bello Buono che salva su Ghi, Pina, Alex, Di Luccio, Kenji, Di Luccio, Pina, Kenji, Pina, Alex, serve Ghi, vediamo Ghi, il tiro di Ghi, pallone alto, rimessa laterale. Bello Buono, Guillermao fa salire la squadra, Guillermao serve, va, pallone alto, Parisi, Ghi non riesce a agganciare il pallone, 4-2 il risultato. Bello Buono, Guillermao braccato da Botta, Pellezzigno, va, qui fallo di Massimo Abate su Pellezzigno, rimane a terra il numero 2 del Napoli. Va, Botta, poi Guillermao, lottano i due sul pallone, poi Ghi recupera il possesso, Ghi fermato da Perugino, poi Kenji atterrato e secondo fallo anche per il Napoli, portiere di movimento per la Sandro Abate, Parisi carica Di Luccio, Gabriel Pina, Kenji, ancora Gabriel Pina, Alex, Di Luccio, Alex, Ghi prova a buttarla in mezzo, c'è una piccola deviazione quindi sarà possesso palla per la Sandro Abate che ci prova, Gabriel Pina, meno di 6 minuti, Alex,
Di Luccio, Pina, Di Luccio, Kenji, il tiro, il pallone entra, 4-3, Kenji la riapre, ancora lui, non perfetto Yuri Bellobuono su questa occasione, ma la Sandro Abate trova il gol del 3-4. Rivediamo Di Luccio, serve Kenji che di prima tira, Yuri Bellobuono non copre bene il suo palo e trova il 3-4. Si riapre il match, amici di Divisione Calcio a 5. 5 minuti e 44 alla fine. 3-4. Guillermao, Borruto, Fischel Del Mauro, Perugino, Guillermao, non trova spazio, Pellezzigno, Kenji su di lui, Borruto, Perugino, prova a saltare Massimo Abate e poi Botta, recupera il possesso, Botta prova a servire Ghi, Pellezzigno, attenzione Ghi sul pallone, riesce a tenere il possesso e guadagna il portiere di movimento praticamente con questo possesso, spinge il pubblico del Mauro, Pina, Alex, Kenji, Pina, Kenji, Di Luccio, Kenji, 4 minuti e 50 alla fine della gara, Alex, Di Luccio, serve Kenji, Di Luccio, Pina, Alex, pressione della Sandro Abate, Ghi, Bellobuono, poi Perugino, poi Alex lo ferma e l'arbitro dice che è fallo. Quarto fallo per la Sandro Abate, ammonito Ghi intanto per proteste. Comunque ci ha provato, mette pressione fino all'ultimo al Napoli, ricordiamo il risultato 3-4 amici di Divisione Calcio a 5, partita equilibrata. Sarà un finale scoppiettante sicuramente con mister Piero Basile che proverà il portiere di movimento, con il Napoli che proverà a trovare, ad allungare le distanze. Vediamo, punizione in favore del Napoli, Borruto, Abate su di lui, per un attimo aveva rubato il possesso il capitano, Bellobuono, De Luca, Bolo, Borruto, attenzione, perde il possesso, poi Ghi, Bellobuono su una deviazione, non si fa sorprendere stavolta, Alex prova a infuocare il pubblico, rivediamo qui Di Luccio, il gol di Kenji e il gol, vediamo, siamo in live ora, Kenji, Alex, Pina, ancora Di Luccio, Alex, Pina, qui rischia un pochettino la Sandro Abate sulla pressione del Napoli, Di Luccio non può prenderla, infatti c'è un po' di proteste, Parisi torna in porta, un po' di protesta. Di Luccio diceva che stava nell'altra metà campo, intanto ha ammonito anche il secondo portiere Vitiello, però l'arbitro fischia punizione. Quattro minuti alla fine, protesta il Del Mauro come sentite, partita scoppiettante ora. Fischi, Guillermao, il tiro, Parisi, Guillermao trova il gol del 5-3, non riesce Parisi ad evitare il gol e il Napoli trova il 5-3, allunga di nuovo, esultanza di Guillermao, rivediamo qui, Guillermao si gira, il tiro, Parisi mette la mano destra ma il pallone rotola piano piano in porta, quindi ritrova il doppio vantaggio il Napoli. Alex, Kenji, Gabriel Pina, Kenji, Alex non riesce ad andare sul pallone, rientra Parisi, 3 minuti e 40, Guillermao tiene il possesso con un grande stacco, poi Pina commette il fallo, Gabriel Pina ammonito e quinto fallo di nuovo anche nel secondo tempo per la Sandro Abate, che quindi finisce i bonus, alla prossima sarà tiro libero, quinto fallo,
3 minuti e 40 alla fine della gara. Partita comunque straordinaria fra due grandi squadre della regione Campania. Borruto sul punto di battuta. Guillermao qui prova la deviazione, il pallone esce. Parisi, Kenji, portiere di movimento, 3 minuti e mezzo. Alex, Kenji, qui supera la grande Borruto. Kenji verso Di Luccio e stavolta bello buono salva. Poi Guillermao, contropiede senza portiere la Sandro Abate. Perugino salva Gabriel Pina. Poi Kenji prova a girarsi e fischia rimessa laterale. Vediamo, dovrebbe aver fischiato rimessa laterale per il Napoli. Protesta il Del Mauro, voleva un fallo su Kenji che si lamenta. Poteva starci il fallo sul numero 13 della Sandro Abate. Vediamo qui Bolo. Borruto non può commettere fallo la Sandro Abate, altrimenti sarà tiro libero. Guillermao, Borruto, il Napoli lo sa, quindi va a contatto fisico. Bolo prova a servire Guillermao, è solo davanti al portiere, qui tocco di mano da parte di Guillermao. Rientra Di Luccio come portiere di movimento. Ghi prova a accelerare, Ghi, il palo, si salva bello buono, ancora Ghi, ancora bello buono. La Sandro Abate è qui sfortunata, qui bello buono direttamente in porta, pallone alto, si salva il Napoli con l'azione di Ghi. Applausi del Mauro, ottima prestazione anche della Sandro Abate. 2 minuti e 30. Alex, Pina, Ghi pressato da De Luca, ancora Ghi all'indietro verso Gabriel Pina. Kenji, Pina scambia la Sandro Abate. Pina, Ghi all'indietro verso Pina. Kenji, pallone che esce e time out per la squadra ospite. A 2 minuti dalla fine, 3-5, grandissima partita. Ricordiamo che il 4 e il 5 aprile ritorna alla Serie A. Il Napoli è impegnato il 4 alle ore 20:30 in casa contro la Roma, in un match scoppiettante, mentre la Sandro Abate va a visitare la Came Treviso, che appunto è in lotta per cercare di riacciuffare questo ottavo posto. Fine gara le interviste con i protagonisti. Il Napoli che sta rispondendo per ora alla vittoria del Meta Catania e la vittoria live della Feldieboli, quindi rimane agganciata alle grandi posizioni anche la Roma, quindi lotta per un piazzamento importante per poi fare i playoff scudetto fra un mese e mezzo. Vediamo, Yuri bello buono prova a servire Vavà, pallone che esce subito Di Luccio, portiere di movimento. 2 minuti, quindi dicevo alla fine della gara, entrambi time out esauriti, quindi si andrà avanti a scorrimento tempo. Kenji, Alex, Kenji, Alex, Gabriel Pina, Alex, Di Luccio, Alex, Ghi. Ha bisogno di trovare una rete la Sandro Abate per riaprire la gara subito. Borruto, Kenji lo ferma. Bolo all'indietro verso bello buono che spazza, pallone che tocca il soffitto. Sarà rimessa laterale per la Sandro Abate. 1 minuto e 30 alla fine della gara. Vediamo Alex, Kenji, Pina prova il tiro, c'è la deviazione di De Luca, corner. Sandro Abate
che si getta in avanti col portiere di movimento. Vediamo chi serve. Gabriel Pina, Kenji, Pina, Alex, Di Luccio, Kenji prova a buttarla in mezzo, salva Vavà. 1 minuto e 15 alla fine della gara. Serve un miracolo per la Sandro Abate, il Napoli deve solo gestire. Kenji, Pina, Alex, Pina, Alex, c'è un po' di spazio per il numero 5, vediamo Gabriel Pina, salta De Luca, Pina la butta in mezzo, poi c'è Di Luccio solo davanti a Bello Buono, atterrato, protesta la Sandro Abate, poi tira Papà, il pallone che esce, Di Luccio protesta, voleva un calcio di rigore. Vediamo, decisione particolare, ammonito anche il direttore Pavarese. Non lo so, dobbiamo vedere dalla regia, forse c'è stato il tocco di Bello Buono su Di Luccio. Rivediamo, eccolo qui. Andiamo in live intanto però, Gabriel Pina prova il tiro e trova il 5-4 a 50 secondi dalla fine della gara. Gabriel Pina trova il 4-5. Ora saranno 50 secondi di fuoco, perché la Sandro Abate ha trovato il gol che può far sperare in un pareggio. Mister Piero Basile addirittura rimane Di Luccio in porta. Guillermao, Bolo, De Luca, vediamo Di Luccio, portiere di movimento, 40 secondi, ci prova la Sandro Abate fino all'ultimo. Pina, Alex, Ghi, il tiro, pallone alto, 36 secondi alla fine della gara, Ghi, alto il pallone del Toro. Vediamo qui Pina chiede il fallo mister Piero Basile, rimessa laterale per il Napoli, 30 secondi, ancora gialli anche per Parisi. Questo arbitraggio di oggi probabilmente farà discutere, perché comunque ci sono stati degli episodi dubbi. Vediamo, non c'è il fallo per la Sandro Abate. De Luca, 30 secondi da gestire ora per il Napoli. Bolo, poi Kenji, attenzione Pina, contropiede, Pina, De Luca perde il possesso, poi Kenji recupera il pallone, Kenji, attenzione, Alex, c'è un po' di spazio, c'è la deviazione, 17 secondi, non ravvede la deviazione, è rimessa laterale. E qui c'era il tocco netto del giocatore del Napoli. Ovviamente il Del Mauro protesta perché poteva starci l'ultima azione. Vediamo se la Sandro Abate completa il miracolo. Qui Guillermao anticipa Di Luccio anticipa Guillermao. Protesta la Sandro Abate, voleva qualcosa in più. Effettivamente qualche errore arbitrale c'è stato in questa fase. Qui pallone che esce, 13 secondi, vediamo, ultimi 13 secondi per trovare la palla del 5 pari. Vediamo Kenji, Alex, Kenji, attenzione, c'è un po' di spazio, qui spazza la difesa del Napoli, peccato perché Ghi era completamente solo. Tanto palla del Mauro scatenatissimo, 4 secondi, vediamo se ci sarà il tempo necessario per trovare almeno la conclusione per la Sandro Abate. Vediamo qui, cade a terra, va, la partita è finita perché manca un secondo. Il Napoli batte 5-4 la Sandro Abate, che però ha dato filo da torcere alla squadra ospite.
Ci vediamo la prossima partita in casa della Sandro Abate. Buonasera a tutti agli amici della divisione Calcio a 5.